Buonasera da Telefriuli, ben trovati all'appuntamento serale con l'informazione. Il 29 febbraio di un anno fa veniva riscontrato il primo caso di Covid su un cittadino del Friuli Venezia Giulia. È passato un anno in quella che poi è diventata la nostra realtà. La pandemia in Friuli Venezia Giulia iniziava esattamente un anno fa. Era il 29 febbraio del 2020 quando veniva individuato a Gorizia il primo residente nella nostra regione colpito dal coronavirus, un cinquantenne goriziano che l'aveva contratto all'ospedale di Treviso durante la visita a un parente. Il giorno dopo, il 1° marzo, i contagi erano saliti a 4, 1 a Trieste e 3 a Udine, e venivano individuati i primi focolai a Remanzacco. Ad esempio, la moglie di un assessore comunale intervenuta giorni prima a un convegno di agronomia contagiava il marito e a cascata mezza giunta, così anche a Trieste per altri partecipanti al convegno. Insomma, il virus comincia a diffondersi nelle case, negli uffici e nelle fabbriche, e il 3 marzo entra in Consiglio regionale con il primo positivo Igor Gabrovec della minoranza slovena. Il 7 marzo la prima vittima con Covid alla Casa Serena di Trieste, e iniziano le prime chiusure, quella degli impianti sciistici, il 9 marzo, per poi arrivare alle decisioni del governo centrale che istituisce i lockdown e iniziano i 70 giorni del confinamento previsti dalla fase 1 della lotta al coronavirus. Un anno fa, il 29 febbraio, non lo sapevamo ancora quanto quella polmonite che si era verificata in una città della Cina centrale avrebbe sconvolto le nostre vite. Era appena arrivata la notizia che il lunedì successivo gli alunni sarebbero tornati a scuola. Lo aveva deciso la regione, poi il paziente zero e quella tragica escalation che ci ha portato fino ad oggi. E le varianti del Covid sono effettivamente più contagiose su tutte le fasce d'età, compresa quella pediatrica che finora era stata risparmiata. Nei giorni in cui si parla dell'ipotesi non esclusa da parte del Presidente della Regione Fedriga di arrivare a una chiusura delle scuole, il pediatra Paolo Lubrano fa il punto della situazione e parla di didattica a distanza e chiusure che possono arrivare, ma in generale da evitare perché potrebbero portare a situazioni di ansia o disagio, e che comunque non si tratta della categoria dalla quale arrivano i maggiori contagi. Sentiamo. La scuola in questo momento è un vettore di contagio, ha detto il presidente della regione Fedriga, non escludendo l'ipotesi che si possa arrivare a una chiusura. Secondo il segretario della Federazione Italiana Medici Pediatri di Udine, Paolo Lubrano, in questo momento le varianti sono più contagiose in effetti in tutte le fasce d'età, compresa quella pediatrica che finora era stata relativamente risparmiata. A fronte di una maggiore contagiosità, il rischio di malattia da coronavirus nei bambini risulta comunque invariato in tutti i report internazionali. La malattia medio-grave nella fascia pediatrica continua ad essere una eccezione. E mentre molte scuole stanno chiudendo e ritornando alla DAD in diverse parti d'Italia, Lubrano ritiene che possano esserci sì delle situazioni locali che lo richiedono, ma che in generale didattica a distanza e chiusura delle scuole debbano essere, se possibile, evitate per le gravi conseguenze sulla salute psicofisica dei bambini e adolescenti, come patologie d'ansia e disagio. E anche relativamente ai vaccini, con gli Stati Uniti che hanno iniziato a sperimentare Pfizer sugli under 16, Lubrano osserva che comunque la fascia d'età pediatrica continua a non essere la principale fonte di contagio e comunque la più risparmiata dalle conseguenze dell'infezione. Sulla mascherina, anche al di sotto dei 6 anni, come ipotesi, Lubrano ritiene che creare barriere renderebbe inutile e forse dannosa la frequenza di queste strutture. A quel punto sarebbe meglio chiudere, sapendo però di creare enormi difficoltà sia alle famiglie che ai lavoratori. E a questo proposito essenziale resta, secondo Lubrano, un'alleanza fiduciaria tra scuola e genitori. Se questa manca, diventa tutto più complicato. A Giulia sono stati rilevati 242 nuovi contagi su 3.141 tamponi molecolari eseguiti. La percentuale di positività è del 7,70%. Sono inoltre 1.196 test rapidi antigenici realizzati. Qui 99 i casi, l'8,28% del totale. 7 decessi registrati. I ricoveri in terapia intensiva sono 61, 361 quelli in altri reparti. Le persone in isolamento
appuntamento oggi risultano essere 9.660 e intanto la Conferenza delle Regioni ha inviato ieri il parere definitivo sul DPCM che il Governo ha in programma di emanare la prossima settimana, e da parte delle Regioni, come viene spiegato, non sarebbero emersi dei paletti o motivazioni che potrebbero impedire il via libera al testo. Quella di oggi è stata una giornata in Regione contrassegnata da diversi incidenti anche con gravi conseguenze. Grave incidente stradale a Tarcento in via Udine tra la carrozzeria e la pizzeria Aria 5. 2 auto si sono scontrate con violenza, tra i feriti 2 di questi gravissimi. Un cittadino romeno classe 89 e nell'altra auto madre e figlio del posto che hanno avuto le conseguenze peggiori. Ancora 3 persone rimaste ferite in maniera grave in un incidente stradale frontale accaduto intorno alle 12 di oggi lungo la provinciale 55 all'intersezione con via Isonzo nel territorio del comune di Treppo Grande. Si sono scontrate una berlina e un'utilitaria. Una delle persone ferite è stata trasportata in volo al Santa Maria della Misericordia di Udine. Le altre 2 persone sono state trasportate al nosocomio in ambulanza. Le 3 persone ferite sono gravi ma non in pericolo di vita. Incidente stradale intorno alle 12 di oggi tra Manzano e Butrio lungo la regionale. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della radiomobile della compagnia di Palmanova si sono scontrate 2 motociclette ed entrambi i centauri alla guida sono rimasti feriti in maniera grave. Non sarebbero comunque in pericolo di vita. Feriti anche i 2 passeggeri. Trovare una nuova composizione dei vertici che possa uscire dalle strette dinamiche della politica locale. Sullo stallo che si è generato per l'elezione del presidente della comunità di montagna della Carnia, la neonata Rete Cumò avanza una nuova proposta per non perdere un treno importante, dicono. Sentiamo. Ci preoccupa la situazione di stallo sull'elezione del presidente della comunità di montagna. Interviene così sulla questione la rete Cumò Carnici Uniti per la montagna, appena creata. In una fase storica favorevole come questa, per la montagna, con gli occhi puntati sulle aree periferiche del paese, con una concertazione aperta con la Regione per le opere strategiche del territorio, con la discussione in atto sul Next Generation EU e con la programmazione europea 2021-2027 in definizione, non possiamo permetterci di rimanere impaludati sulle ambizioni personali con continui tira e molla da parte di tutti i sindaci e le sindache coinvolti. Le soluzioni che la rete Cumò intravede sono 2: un accordo tra tutti i sindaci con ancora una volta una spartizione di posti senza una linea e un'idea comune, cosa sperimentata negli ultimi anni, oppure, e qui la proposta, lo sforzo per trovare una composizione di vertici del nuovo ente che sappia porre lo sguardo fuori dalle strette logiche della solita politica locale, con un presidente e un comitato esecutivo eletti non per forza tra i sindaci che possano portare una visione aperta e uno slancio nuovo a questo territorio. Noi propendiamo per la seconda, scrivono in una nota. Non è una bocciatura dei nostri sindaci, di cui riconosciamo il grande impegno profuso, bensì un'opportunità offerta dallo statuto che abbiamo approvato e che va colta, tanto più se non riusciamo a venirne a capo altrimenti. Pensiamo che sia l'occasione per un atto di coraggio e per provare a scompaginare davvero le carte e dare una direzione forte alla nostra Carnia, puntando sul rinnovamento e sul cambio di prospettiva. A Latisana diventa realtà la sede operativa dei Vigili del Fuoco. Il distaccamento di Latisana sarà operativo da domani, fanno sapere dal CONAPO, il sindacato dei Vigili del Fuoco, che ha sempre sostenuto l'apertura di questa sede permanente, ribadendo come Latisana si trovi in un punto cruciale sia per la costruzione della terza corsia sulla 4, che ha visto incrementare il traffico sia di mezzi pesanti che di autoveicoli, sia per la vicinanza della sede a Lignano, che permette di accorciare i tempi di soccorso in una zona che d'estate raggiunge un aumento considerevole della popolazione. Nuovo appuntamento questa sera su Telefriuli con la rassegna In File. Alle 19:15 Anna Bogaro parlerà di Marc d'Europe, il romanzo in friulano di Carlos Gorlon. Ce ne parla il direttore artistico della rassegna, Federico Rossi. I colonos us dan appuntamento un signor a 7:15 dopo da notiziari su Telefriuli. Per il secondo appuntamento che di questo ciclo televisivo che vi fa per in file, che file che vi si fatta la vecchia stale dai colonos, che chi stanno non può fare, e vi potete provare all'attalichiasis dai furlans, anche fuori dal Friuli, per contare al interessante dal punto di vista culturale. L'appuntamento di un signor è dedicato a un grande personaggio delle nostre storie, all'era un frare cappuccino. Lui si chiamava padre Marco Daviano, si chiama anche Marc d'Europe, stanche su di lui Carlos Gorlon aveva fatto un romanzo storico
che dopo l'estate voltata per Fulan di Edi Bortolussi. Lui apporterà il suo contributo in tale conferenza che va ignarata in Iude di Anna Bugaro, insieme con le letture di Fabiano Fantini e con le musiche di Riccardo Pes, che è un importante oncelis Furlan. Torna a vincere l'Udinese che oggi al Friuli ha battuto la Fiorentina per 1-0, rete di Nestorowski e esordio di Braf, buoni 20 minuti per lui. Sentiamo Gotti. Si è creata una situazione di piccola grande emergenza questa settimana per tanti problemi che si sono accumulati alle 2 squalifiche che avevamo. Ho sottolineato un secondo fa in un'altra intervista, ed è una cosa giusta da fare, il ringraziamento a 2 giocatori che oggi sono scesi in campo in precarie condizioni fisiche, che hanno dato la loro disponibilità proprio in virtù della situazione che si era venuta a creare, che insomma è stata una squadra che è scesa in campo stringendo i denti e che ha gestito una partita contro un avversario, ricordiamolo, forte, senza voler concedere, soffrendo insieme, lavorando insieme. Mi è piaciuta. L'Udinese ha perso 5 delle prime 6 partite del campionato, che hanno condizionato tutto, condizionano la classifica di oggi, condizionano tutti i commenti che sono stati fatti nel corso del campionato, perché tu comunque sei partito con 5 sconfitte nelle prime 6 partite. Adesso, gradualmente, passate le burrasche, ma piano piano, cercando di sfruttare le capacità che abbiamo. In questo girone di ritorno sono passate 5 partite e abbiamo 10 punti. Vediamo di riuscire a consolidare un trend che è diventato positivo. Si parlerà della partita dalle 20:55 replay con Ezio Maria Cosola e i suoi ospiti, e per lo sport l'appuntamento poi alle 22 con la differita della gara in trasferta dell'OEB Gesteco Cividale contro Guerriero Padova. È tutto per questa sera, grazie per aver seguito il nostro telegiornale, arrivederci.